Buonasera a tutti, BCTV, tenore de oie, di Doichi, de Sant'Andria, Mizza e Vinti Kim, con la moderetta un pacchetto impresse di un fatto all'estero, no? Allora con la moderetta Sadia si presenta di voi, che lu quasi limpido, limpio insomma, che impaccano che ci sono a Curzianne, ecco, devo una videata da posa corso. Ah. Bene, ite non ha lasciato Staravallo, sole limpio, po' tutte sadie, ed è che 8 gradi, temperatura massima, 8 gradi sa minima, quindi commente minima anche un pacchetto di fritto, crasa, giovia, sole limpio, tutto sadie fino alla sastrese, e poi si presenta carchino che è debite, sta per tutto sadie, ed che 9 gradi, temperatura massima, 9 gradi, temperatura minima, cioè 1 grado in più di oie. Bene, andiamo da innanzi, abbiamo un toccamento di allegria, di laurea, si è laureata Serena Porcu, laurea in scienze infermieristiche con Kento, che lode e menzione speciale in Università di Mecchina del Castello. Serena è figlia di Maria Lucia Geranio di Chiesa e di Pascale Porcu di Luvola. Mensus auras de bonas profetos e mensus avanzamentos a serena all'essere sia serena con tutta la vita è contenta e profetoso siete questo risultato. Bene, andiamo da innanzi e vogliamo stoccamento qui in Radio Filos, che è una radio del Circolo dei Sardi di Roma, chiamato a Crase e intitolato a Sartista Manna Maria Lai, vi travaglia pure una vizichesa, Francesca Farina, l'autore di questo libro, che probabilmente sul titolo del suo libro di Francesca Farina, e martesi erisi praticamente a Sassette e in replica mercoledì a Sasotto e mezza, cioè questo Manzano, ho visto la trasmissione su Padre Grazia dell'Edda, ore 19, poi entrare poi su il radio e l'ascoltare, io avevo provato, basta premere in su link biaitu, che basta scritto in biaitu, isa pagina del Bizzi TV. Premete in cui e poi scollega Tacchissa Radio. Filos, ma ora sicuro che batta bella musica sarda e tante cose al di buono, insomma. E speriamo in buono, viene dopo sul corso che è stato sul corso che è stato eresi e da parte di un elicottero che è stato abbassato su dottore è stato abbassato a Sadomino, vabbè, è successo un imprevisto, insomma, quindi passata zero è stato un infarto, poi arrivato a Nuvole, poi a Castello, invece si tratta di una cosa, penso, polletica, cioè di un aneurisma non meta invasivo, e quindi poi, tra l'altro, devo dare il scomplimento al suo dottore chirurgo Chilata Rezzito, che un dottore esumatesi de Repula Vizichesa, figlio de Pipineggio Sella e de Grazia Dore. E quindi ne siamo scontenti di questo buono risultato. Speriamo in buona, qui a sanare. Bene, andiamo da innanzi. Biti, un paese in lacrime per l'ultimo saluto al medico. Ciriaco Meloni è deceduto in uno schianto causato da un cinghiale. È un'omelia che tocca il cuore dei presenti, quella pronunciata da Don Alessandro Muggiano durante i funerali di Ciriaco Meloni che si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Nostra Signora del Miracolo a Gorofai. Una folla numerosa
ha accolto le spoglie del giovane medico di appena 44 anni, deceduto in un incidente stradale la notte di venerdì scorso mentre percorreva la statale 729 Sassari-Olbia, una chiesa e un sagrato che, sebbene ampio, ha contenuto appena i presenti, avvolti in un velo di silenzio come in un grande sudario. Oggi, ha detto il sacerdote, un'intera comunità si stringe alla famiglia in questo tempio che per noi rappresenta la festa per celebrare la fede e la devozione a Maria. Questo tempio che accoglie tante preghiere, oggi accoglie le nostre lacrime. Una comunità che ha riempito i banchi della chiesa, trasformandoli in un dedalo di dolore. C'è la commozione sincera di una comunità che insieme a Don Alessandro attende la salma di un figlio, la salma di un figlio. Ogni parola dell'omelia ha ricordato il valore del medico, il suo impegno a favore della comunità e dei pazienti. Nella nostra vita abbiamo sempre, nato Don Alessandro, la possibilità di provare ciò che valiamo. Non contano i giorni della vita, ma l'intensità con la quale viviamo. La professione che Ciriaco ha scelto era una missione per poter accogliere giorno per giorno una possibilità di dono per gli altri. Certo, la figura di Ciriaco ci mancherà, così come in un periodo di così profonda crisi sanitaria ci manca Maddalena, il giovane medico di Dorgali che ci ha lasciato qualche settimana fa. Il dolore composto della famiglia custodirà l'eredità di un giovane medico che ha condotto la sua esistenza unendo il rigore e talento professionale. BCTV ha fatto una documentazione visiva e fotografica di questo l'umanno che ha provato Said a poco in restate memoria a sa generazione inveniente e nos ammentema la figura positiva del Gabale de Ciriaco. Incidenti e strage senza fine, in 3 mesi 35 vittime nell'isola. Nonostante le leggi più severe, anche nel 2025 ci saranno più di 100 croci. E uno l'hanno sposto in bici. Todd, l'isola più connessa, grazie all'Einstein Telescope. Naturalmente abbiamo un scomplottista riscatenato contro l'Einstein Telescope, tutto il male delle zone di Einstein Telescope, ma ormai, vabbè, scomplottista scampa dai curso, se non va complotto, siete complottista da poter essere, insomma. Toccata, se non bisogna che lo si inventare. La Presidente della Regione alla prima di connessioni future, che sarà fatta in Sassari, creerebbe 2000 posti di lavoro senza impatti sull'ambiente. Vai Belennara a suo scomplottista. Chiude la storica trattoria Sardegna, 40 anni di cucina familiare. Tonina e Ciriaco, entrambi 75 anni, si fermano dopo una vita ai fornelli. Carnipo il numero che resta proprio a andare a collegio docenti, perché via bisogna io pure. In effetti, uno bello servizio. Sanità, serve un tavolo aperto con la regione. La proposta di Ciriaco, di Ciccolini davanti ai sindaci. La minoranza all'attacco. Da quando c'è Todd non abbiamo visto miglioramenti. Chiederò formalmente alla Regione un incontro dedicato e la convocazione di un momento di confronto che coinvolga la conferenza sociosanitaria, il Consiglio provinciale, le parti sociali e i cittadini. Il presidente della provincia, Giuseppe Ciccolini, ha chiuso così ieri mattina al Palazzo di Piazza Italia la riunione della conferenza sociosanitaria. Al centro della seduta programmazione economica e finanziaria 2026-28 e la riorganizzazione dei distretti sanitari. Argomenti già approfonditi nei giorni scorsi in provincia, durante un confronto costante con i presidenti dei 4 distretti, Nuoro, Mandrolesai, Marghine e Barbagia, e con i dirigenti della SL.
quello con l'ufficio di presidenza è stato un incontro molto utile, sottolinea ancora Ciccolini, che ci ha consentito di approfondire con attenzione criticità e priorità dei distretti. Alcuni temi richiederanno ulteriori approfondimenti tecnici e momenti dedicati. E va bene, andiamo da innanzi. Allora, vediamo un pacco altra novas. Intanto vediamo se scommentano che basta ascoltarne, ci diamo due. Viviamo in una terra baciata da Dio, l'insularità fa bene anche all'arte, ma bisogna che sono nato che su bonete di mano a petire l'insularità in Costituzione, cioè quindi una fusione pure geografica, non solo giuridica e statuale, ma non il subbonetteggio non vi resana a posto nulla, anzi un canto e lardo con che lo mannare a domo il soro e son girato che su bonetteggio preno dell'ardo. Forse per lui vorrei vivere fino a 130 o 140 anni. Forse per lui vorrei vivere per vedere cosa potrà dare la Sardegna che ancora non conosciamo. Questa terra va frequentata con l'intelligenza e tirerà fuori cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Proprio De Gai este, Filippo Martinez di anni oggi ne ha 74 e nella sua bio e tante cose oltre a quella per le quali è noto al grande pubblico, come la sua più recente creatura, l'Università di Aristan, accademico perduto del giudicato d'Arborea, dunque, ma anche tragediografo ossessionato dalla sintesi. Non si legge un po' male che la fotografia all'Università metta bene. Comunque sul giornale Veste ve lo potete leggere questo bello interessante intervento. La proposta di Forza Italia, case gratis per i medici di base, veramente noi che abbiamo una novità di questa proposta è stata pur da noi il modesto della Sardegna Nazione, insomma. Gli azzurri 30 milioni per il problema dell'assistenza nei piccoli centri, veramente noi abbiamo proposto qualche cosa di pruso, cioè considerare il dottore del base come un'espansione normale del suo servizio sanitario pubblico e quindi il dottore sanitario non deve stare né spesa di gestione, di affitto o di qualsiasi tipo di gestione sull'ambulatorio, perché l'ambulatorio deve essere paragonato praticamente a un'istanza dell'ospedale di numero, un dottore entra anche sul servizio suo e poi si incarna. Ecco, questo è il che abbiamo proposto e come bella bisogna arrivarne. Forza Italia propone di comprare domo qualche sull'ambulatorio. I piccoli comuni senza medici e pediatri, dove capita spesso di non potersi rivolgere nemmeno alla guardia medica, una carenza di servizi fondamentali che non garantisce il diritto alla salute dei cittadini e contribuisce in modo drammatico allo spopolamento delle aree interne. Perfettamente d'accordo con questa proposta. Cioè la regione comprete Domos e Sarbidasa e Biacca sull'ambulatorio. E no, che invece il problema è già risolto. L'acqua deve rimanere pubblica, Todde, impegno per il servizio idrico integrato. La Presidente della Regione Alessandra Todde conferma l'impegno della Giunta per la tutela e la gestione pubblica del servizio idrico integrato. L'acqua è un diritto fondamentale, sottolinea, e come tale deve garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento, senza disparità. La trasformazione è già iniziata, la strada è ancora lunga, ma stiamo andando nella direzione giusta. L'acqua deve restare pubblica perché è un bene di tutti. In una nota la Regione spiega che negli ultimi mesi ha lavorato per mantenere la concessione
in capo al soggetto pubblico e rafforzare l'azione di Abbanoa, che sta già registrando progressi significativi, in particolare nella gestione dell'emergenza siccità nella Nurra e nella Baronia, nella riorganizzazione interna dell'azienda, nel potenziamento della comunicazione verso i cittadini. Abbanoa ha inoltre avviato un percorso di reinternalizzazione delle competenze strategiche, con l'obiettivo di gestire in modo completo e autonomo l'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione alla depurazione, in coerenza con la sua natura di società in house. Tavolo dei borghi. Investimenti. Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione tra l'assessore regionale al turismo Franco Cucureddu e i 15 sindaco dei borghi caratteristici della Sardegna. Borghi Asa Stue, in che abbiamo il videre, non Borgo. Il Borgo sono altrettanto bello, ma sono nate due. L'assessorato sta investendo ingenti risorse sul low tourism, cammini, rete escursionistiche, borghi esperienziale, per proseguire il duplice obiettivo di attrarre flussi in tutte le stagioni dell'anno e in tutti i territori della Sardegna, costieri e dell'interno. Vabbè, andiamo da innanzi. Ecco qua, vamos in occhio, e un Atlante digitale dei nuraghi sardi, così li tuteleremo. Vargiu, Sardegna verso UNESCO, sarà promosso, guardi, adesso il riformatore, nessuno li ha mai contatti davvero, è del giusto quindi considerare che un Atlante. Si parte da una domanda: quanti sono i nuraghi in Sardegna? Il quesito che accompagna da sempre studiosi e cittadini, ma alla quale nessuno ha mai saputo dare una risposta certa. Ieri è stato fatto un passo decisivo per la conoscenza e la tutela di questo patrimonio unico al mondo, il nostro, con la presentazione di Nuragic Return verso un Atlante della Sardegna nuragica, una piattaforma digitale interattiva nata per mappare, geolocalizzare e raccontare i monumenti della civiltà nuragica. È giusto che si accata questo Atlante. Saccargia, prima vittoria contro le pare. Accanto a Parete, la manifestazione che hanno fatto in Saccargia, può anche allargare la spalla da dare Sacreia della Saccargia, monumento particolare ed è sardo, insomma, è arrivata a Carchi Profetto, stop alle torri dietro la basilica. I comitati narrano, ma è una battaglia difficile. Certo che è difficile, ma pure la battaglia è difficile, stocca dell'Alfachere. Tirrenia al Link, la posa dei cavi procede spedita a Terramala. Terramala è la zona del Gerardo, se non arrivata su Tirrenia al Link. Assistazione del Senel chi besteggia. Qui manca, allora, case gratis ai medici di base, la Mungiaisti, la proposta è di Forza Italia, questa istituzione sarda, date luiti, Issa Nuova, Sardegna. Mi menti cos'è, per citare il giornale. E in occasione dell'Unione Sarda, Pokrovsky occupata dalle truppe russe, vabbè, occupata tutto, no, e comunque già occupata dai 3 anni, secondo il russo, e poi dopo van posto 3 anni per occupare. Kiev è costretto ad arretrare anche a sud. Zelensky invoca il sostegno degli Stati Uniti, ma figurati. Si Trump spesso nei corso. Allora, le moto, i pick-up e le auto aperte cariche di soldati e armi passano incolonnati su una strada dilaniata dalle bombe, fendendo la fitta nebbia grigia che avvolge ciò che resta di Pokrovsky.
Dopo settimane di battaglia, i russi approfittano delle avverse condizioni meteo e penetrano in profondità nella città, dove, per stessa ammissione degli ucraini, si trovano attualmente oltre 300 militari di Mosca, impegnati nella battaglia più crudele del fronte orientale. In ballo ci sono le sorti del Donetsk e dell'intero Donbass, e non va meglio a sud, dove le forze ucraine di difesa hanno annunciato di essere state costrette a ritirarsi dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della maggiore esposizione al fuoco e per salvaguardare la vita personale. Cioè praticamente in cui è come in guerra, in cui su fronte bata prodonzi, soldato ucraino, binnata 8 russo, binnata. E quindi, vabbè, poi tanto il morto russo non contano, po' Putin che in 7 mesi binna morto 80 missa. Stop shutdown, strada in salita, cioè in America la finanziaria in qualche maniera che l'hanno sbloccata e quindi torna a funzionare, ma la cosa non è stegalo perfetta, la palla ai deputati, ma la maggioranza è risicata. Washington, la battaglia per mettere fine allo shutdown negli USA è tutt'altro che finita. La strada per confermare l'intesa raggiunta resta in salita, e mentre i disagi per milioni di americani continuano con il caos nel trasporto aereo e il taglio dei fondi ai buoni pasto, la palla passa ai deputati, chiamati ad esprimersi sul compromesso approvato dal Senato, ma che non include la contestata estensione dei sussidi all'Obamacare, cioè praticamente a forma di assistenza stabilita e deliberata da Obama. Ma il designare tra Trump pare che adesso povero non gli importa un ballo nuda, bella nuda. La nebbia fa entrare i russi a Pokrovsky. E vabbè. Guerra in Ucraina, Kiev, ci siamo ritirati da 5 insediamenti di Zaporizhzhia. Che in questo terminiamo il ritenova de hoy e nos vamos a intendere torna a casa a Manzano a Samatessi ora. Ecco, come ponemos la sigla di tancatura, eccola qua in funzione. E nos salutamos con questa solita sigla del Susulito che è la pintesa sonante proprio in Radio Filos. La stessa canzone di Vanni Chessa e su Dordorino pure a posto. In Radio Filos. A me sul video e buona a tutti, bissi.